Un raddoppio dei costi vivi di produzione con effetti devastanti sulla competitività. Sono parole precise quelle che utilizza Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Veneto, nelle ore in cui sale il prezzo del petrolio e vola il gas come effetti immediati della crisi bellica in Medio Oriente con la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz. Le aziende venete, fa intendere Boschetto, non possono permettersi nuove impennate di prezzi, già il caro bolleti incide molto più che in ogni altro paese d'Europa. Sono circa 231 milioni di euro di extra costo dell'energia per le piccole e medie imprese. Sono cifre importanti, costi importanti in un momento di grande difficoltà. Per non parlare dell'export, già messo a durissima prova dalla logica stretta dei dazi trampiani. È per questo che chiediamo all'Europa, prima ancora che al nostro governo, che cerchi di aiutare le imprese, ma soprattutto di eliminare le guerre e poter continuare a lavorare e a mandare avanti la nostra economia, l'economia del Veneto e dell'Italia nel migliore dei modi. Scenari globali, effetti locali, a parlare è anche il sociologo Alessandro Dianin. Questo perché intanto viviamo in un mondo globalizzato, per cui quello che succede dall'altra parte del mondo oggi ha delle ripercussioni anche qui dove siamo noi. Non c'è mai stato un momento in cui veramente nel mondo non ci siano state guerre, non ci siano state tensioni o conflitti, però in questo momento abbiamo l'impressione che siano tutti conflitti vicini a noi, in qualche modo, che ci interpellano e sono tutti insieme. Quindi abbiamo sempre questo enorme senso di angoscia, cioè di spaesamento, perché non capiamo che cosa stia succedendo e non capiamo anche come poter agire direttamente, ci sentiamo talvolta impotenti. Impotenza che può essere superata solo con il ripristino del diritto internazionale e un diverso ruolo del vecchio continente. Dobbiamo agire come Unione Europea. Noi oggi ci troviamo all'interno di un contesto tra più stati, siamo in 27, dobbiamo cercare di ragionare come un'entità unica, come un organismo politico, come un organismo commerciale. Oggi l'Unione Europea ovviamente ha fatto dei passi in avanti, ma c'è tantissimo da fare.